come Consiglio regionale volevamo iniziare un anno che appunto sarà il centenario della morte di Giacomo Matteotti in maniera importante, presentando il libro del professor Romanato, secondo me il maggiore studioso di Giacomo Matteotti, per spiegare quella figura, come fu inserita nel suo contesto, nel suo tempo, nel suo territorio e l'importanza che ebbe sia per il Veneto, per la politica italiana ma anche quella internazionale, perché il suo delitto ebbe ricadute diciamo almeno comunicative a livello internazionale. Quindi giustamente il Consiglio regionale si rende attore e partecipe di iniziative che vanno a valorizzare questa figura che parte dal Veneto appunto per riuscire a gestire al meglio la politica italiana. L'impegno che lui dimostrava nei suoi studi, quando ha studiato giurisprudenza, nei suoi lavori parlamentari, ma anche a livello locale, quando era consigliere comunale, quando era eletto in provincia, era sempre l'impegno che gli faceva studiare, lo faceva, diciamo, approfondire un argomento per poi essere preparato quando si andava a discutere o decidere. Quindi è un insegnamento che tutti i legislatori e tutti gli amministratori dovrebbero prendere, perché, ripeto, bisogna capire, bisogna studiare prima di poi decidere e deliberare. Un libro che vuole tratteggiare la figura di Giacomo Matteotti partendo dall'aspetto umano del politico polesano. L'aspetto umano, l'aspetto familiare, ma anche l'aspetto storico, soprattutto legato alla realtà del Polesine. Ecco, perché Matteotti è un figlio del Polesine, insomma, di una provincia povera, abbandonata, poco conosciuta e arretrata, allora profondamente arretrata. Il politico Matteotti posso dire che è sicuramente un padre della nostra democrazia e dell'attuale Costituzione. Ecco, i valori fondanti della Costituzione, quelli che sono nei primi articoli, li troviamo tutti nell'attività e nell'opera di Matteotti. Quindi l'antifascismo di Matteotti secondo me va declinato in senso positivo come anticipazione dei valori che poi fonderanno, creeranno e sosterranno l'attuale Costituzione. Ed è questa caratteristica che ne fa una figura ancora tremendamente attuale. Esattamente, esattamente. E la sua difesa del Parlamento, della centralità del Parlamento. Una biografia molto precisa, una biografia formidabile, andando a cogliere tutti gli aspetti dell'uomo, del politico, dell'avvocato, del Veneto, del Rudigino, dell'antifascista, del difensore del Parlamento. Non ha fatto sconti anche a qualche difetto caratteriale. D'altra parte si dice che un uomo di carattere generalmente ha un pessimo carattere. Nel caso suo era forse un po' ombroso, teneva alla propria privacy. Oggi allora non si diceva così, però diciamo che con parole d'oggi era uno molto attento alla propria privacy, a difendere la propria sfera personale, a non mischiare le cose come si mischia oggi. Ecco, non so cosa avrebbe fatto Matteotti se fosse esistita Instagram piuttosto che TikTok o cose del genere, però penso che si sarebbe astenuto da questo genere di politica. D'altra parte, se c'è una cosa che a me personalmente piace, è che in questo paese in cui si fanno troppe sagre e si fa troppa politica con le sagre, lui era estraneo alle sagre, e questa è una cosa che nella politica d'oggi sarebbe ancora più interessante. Credo che abbia ragione Romanato quando ha detto che è una cosa fondamentale, più ancora che l'antifascismo, perché poi era anche anticomunista, non solo antifascista, era la difesa della democrazia in sé, quindi la difesa delle regole democratiche. Questo è il pilastro. Tanto per capirci, la legge Acerbo, che dava un premio spropositato perché dava il 75% a chi aveva il 25%, era ovviamente una forzatura oggi impossibile, però alcuni aspetti dei premi di maggioranza che qualcuno vagheggia oggi, insomma, sono nel solco di quella roba là, e la storia ci insegna che dobbiamo starci molto attenti.